piatto che presentiamo ci viene proposto da Gabriella Belloni dell'antica dimora del Gruccione a Santo Lussurgio, un albergo di Furso, appunto presente nel Montiferru. Il piatto è una fregola sarda in cestino di Casizzoli. Fregola in cestino di Casizzoli. Gli ingredienti: formaggio Casizzolo, fregola sarda, zucchine, cipolle, prosciutto o guanciale. Il casizzolo, tagliato in piccoli pezzi, viene fatto fondere in una padella antiaderente di piccole dimensioni, magari con l'ausilio di una carta per cottura in forno. Il disco di formaggio così ottenuto viene posto su di una ciotola rovesciata e fatto raffreddare. Mettete poi a cuocere nell'acqua a portata ebollizione salata la fregola per circa 8-10 minuti. Nel frattempo cucinate le zucchine, opportunamente tagliate a julienne, insieme alla cipolla finemente tritata ed al prosciutto in olio extravergine d'oliva. Dopo una breve cottura uniamo al condimento la fregola che nel frattempo avremo scolato e facciamola saltare in padella. La fregola così condita verrà posta quindi nel cestino di casizzolo precedentemente preparato. A questo piatto abbinineremo un vino bianco, sempre restando un po' nel territorio della provincia del Listano, o un Semilano di Sardegna, o un Vermentino di Sardegna, o anche a base di vernaccia un vino tipo un IGT che potrebbe essere di Carnis, che è ottenuto appunto da uve vernaccia ed è un vino adatto a questo piatto. Questo piatto chiaramente è stato proposto sempre in una maniera così quasi primaverile, estiva. Questo non toglie che potrebbe essere proposto anche con dei sapori più forti e anche in questo caso con l'utilizzo delle carni del territorio del famosissimo Guerrero.